Amici bellini, buonasera! Sono usciti i prezzi degli abbonamenti, la campagna abbonamenti, è un bello slogan, t'appartena, mi piace e dobbiamo parlare, commentiamo proprio una chiacchiera e poi facciamo il punto sulla questione Osimhen, su altri giocatori perché dobbiamo fare un'errata corrige. Cominciamo! Allora, io poi live dovete stare tuned, io do il benvenuto a Salvatore Fabozzo e a tutti quelli che si sono iscritti e che hanno la privacy aperta di YouTube, perché molti che si iscrivono e non mi possono comparire se hanno nelle loro cose, ma io vi do il benvenuto lo stesso, idealmente, e lasciamo un like per la campagna abbonamenti che è stata presentata oggi. Ho fatto un po' di calcoli e c'è una premessa importante da fare: io non me la sento di commentare a livello di prezzi se è un prezzo giusto, perché non vivendo a Napoli. Questa è una roba che mi potete dire voi nei commenti, cioè avere la percezione se un prezzo è troppo alto, se un prezzo è giusto, visto che non so quanto si guadagna a livello medio a Napoli e vivendo io in un'altra parte completamente. Per me, io leggo certi prezzi, mi sembrano irrisori a prescindere, perché qua la vita costa tutta il doppio, il triplo, il quadruplo, il quintuplo se ci spostiamo. Ho fatto semplicemente un paragone con quelli che erano i prezzi della campagna abbonamenti di 2 anni fa, quindi qua ho preso semplicemente i prezzi dell'abbonamento solamente riguardante l'Italia, quindi le 19 partite più la partita di Coppa Italia che era prevista nell'abbonamento dell'anno scorso, comparato con i prezzi di quest'anno. Come vedete hanno lasciato uguale quello che sono le curve inferiori. Io le curve inferiori tendo a non considerarle proprio, perché è come andare a casa di un amico, stare con amici e sentire la radio, perché si vede pochissimo, si sa. Le curve inferiori non sono proprio da considerare, è solo per l'atmosfera, mentre tengo presente le curve superiori, ovviamente le curve, il settore popolare. Poi c'è i distinti sempre superiori, che il settore popolare, chi vuole vederla un pochino meglio, sta un pochino, magari restano seduti, non lo so se si resta ancora seduti, e poi a scalare, vedete, sono aumentati di 60, 90, 100, 170 il distinto anello superiore premium, dove evidentemente si vede ancora meglio. Questo veramente me lo dovete dire voi. E se facciamo i calcoli rispetto ai 24 euro a partita che si pagavano 2 anni fa, quest'anno si pagano 27 euro a partita, il che io penso che sia veramente, non lo posso dire, però penso che sia un prezzo giusto alla fine. Quanto lo vuoi pagare? Qua stiamo parlando ovviamente di nuovi abbonati, quelli che erano già abbonati e che rinnovano ovviamente hanno un prezzo migliore. Poi ci sono le varie cose, qualche sconto, qualche prelazione per comprare altri biglietti. Queste sono cose tecniche che sapete voi che abitate a Napoli, che siete interessati a questa cosa qua. Poi c'è il full, che quest'anno è ancora più importante perché prevede le 19 partite di campionato, una di Coppa Italia e 4 di Champions League, e là comincia ad avere un sapore ancora diverso. Vedete il full là in fondo, che utilizzano per soffocare la nostra libertà. E soprattutto niente sconti, parliamo senza troppi giri di parole. Le curve sono 700 euro, il che significa 20, sto parlando sempre delle curve, 29 a partita. Se consideri a quanto potranno andare le partite di Champions, penso che si arriverà probabilmente a 50 la curva, dipende anche dalle squadre che dobbiamo affrontare. Secondo me 30 euro a partita ci sta tutta per chi se lo può permettere. Si aumenta un pochino se cominciamo a parlare dei distinti, si passa dai 42,5 ai 47, quindi poco male, e si sale a 51. Insomma, credo sia un aumento logico con i tempi che aumentano, la squadra che secondo me si farà più forte, e quindi ci siamo, senza considerare poi quelli che si possono permettere. La tribuna Posillipo Premium, per esempio, che già erano prezzi importanti, se vai al full è 2580, 107 a partita,
il che sapete poi quanto andranno i biglietti singoli là. Secondo me siamo nella logica delle cose. Poi uno parrebbe fare un confronto con gli altri stadi, lo abbiamo fatto in passato, ma ci troviamo sempre di fronte a una difficoltà. Non puoi mai, perché gli anelli per esempio superiori di San Siro che sta in cielo così, come fai a paragonare quella visuale, quel tipo di stadio con altre cose, con quello che puoi fare al Maradona? Quindi secondo me non è neanche giusto, nemmeno corretto fare i paragoni con i prezzi delle altre squadre. Quello che vi posso dire, perché l'avevo cominciato a vedere, ho preso per esempio la Roma per capire come loro si comportano, posso dire che è bello queste analisi, queste grafiche dove tu puoi selezionare, sai dove stai, eccetera eccetera. Ad esempio curva sud qua è Classic 349, Classic 393 Plus, e poi devi vedere quello che cosa significa. Insomma, secondo me questi paragoni non si dovrebbero fare. E poi adesso andiamo ad aggiustare le cose del mercato. Volevo farvi anche una cosa, visto che parliamo di abbonamenti, di stadi, di partite e di prezzi, l'ho sempre pensato, l'abbiamo detto nel gruppo Telegram, perché poi non ho avuto mai modo di dirlo, la famosa polemica, gli stadi vuoti in America per il mondiale del club, poi abbassano i prezzi, eccetera eccetera. A parte che alcuni prezzi che girano in rete sono completamente falsi, io li ho controllati, non è così. Poi dovete sapere che anche negli stessi settori ci sono dei prezzi diversissimi a seconda del posto proprio. Anche nello stesso settore tu puoi trovare un posto a $2000 e altri posti a 700, eccetera. Poi quando si arriva sotto alla partita a volte abbassano per cercare di riempirlo, e questo è vero, ma c'è una cosa che non è stata considerata da tutti quelli che sfottono l'evento e dicono non si riempiono gli stadi. Nella situazione attuale politica e che ci sta in America, dovete sapere che hanno anche messo in guardia alcuni potenziali tifosi che fanno dei controlli a tappeto per quelli che non sono proprio in regola con i documenti. Allora, chi è che è appassionato al calcio? Lo sapevo, potete immaginare, quelli che vengono da altri paesi che sono qui per lavorare e magari non sono sempre messi a posto. Questo è un deterrente importante per qualcuno che magari l'evento se lo poteva andare a vedere, ma che preferisce stare un po' più tranquillo, perché se ti fanno un controllo a tappeto, ti pescano, ti fanno, e la situazione è così. E quindi molti di quelli che avrebbero potuto riempire gli stadi in questo momento preferiscono non andarci e non rischiare. Questa era una cosa che volevo dire, perché non ne sta parlando assolutamente nessuno, e da qui io vi posso dire come l'aria che si respira. Dopodiché passiamo alle cose nostre di mercato. Dobbiamo aggiustare questo Cajuste, non lo mettiamo ancora out, ma lo mettiamo in attesa, perché Cajuste parrebbe i turchi stanno decidendo i nostri destini, perché pare che Cajuste non sia convintissimo di andare al Besiktas. Di conseguenza, un'altra notizia, dice il Napoli a questo punto, se non è convinto di liberarsi di Cajuste così, lo vuole poter utilizzare per l'operazione Wanlu per far magari abbassare il prezzo del terzino spagnolo. Quindi dobbiamo vedere se il Siviglia effettivamente è interessato a Cajuste. Potrebbe essere per Cajuste una sistemazione migliore rispetto alla Turchia. Non tutti ci vogliono andare in Turchia, teniamolo presente, perché è un campionato, insomma, che se vai in una squadra grossa comunque ti garantisce degli ingaggi importanti, però per qualcuno non è il caso di passare dalla Premier al campionato turco. Uno che invece pare che ci voglia andare è invece il nostro Osimhen, il quale, insomma, adesso stiamo sentendo di viaggi, che addirittura il vicepresidente del Galatasaray sta viaggiando in Italia per sistemare le cose. Io credo che le ultime notizie ci hanno fatto sapere il Napoli ha rifiutato 55, ha rifiutato 60, forse rifiuta anche 65. Stiamo a quella che era una mia ipotesi, intuizione. Credo che il Napoli possa provare a resistere almeno per altri 5-6 giorni, cioè fin quando non scade la clausola. Se lo vuoi adesso mi devi pagare la clausola, e basterebbe una mail, se hanno intenzione se veramente si convincono a pagare la clausola, basterebbe una mail, pago, eccetera eccetera, non c'è nemmeno bisogno di trattare. Quindi per la trattativa o ti avvicini tantissimo a quella che è la richiesta del Napoli, oppure c'è da aspettare, e dobbiamo sempre stare là
con quel minimo di paura che alla fine magari loro cambiano obiettivo e vanno su qualcun altro, come per esempio sto leggendo adesso, dal Galatasaray si vanno a prendere Kean, che noi pure ce l'abbiamo qua, e lì ovviamente la clausola è un po' più bassa, 52, e là dobbiamo pure capire se Kean ci vuole andare, perché fa una grande stagione in Italia, potrebbe avere offerte anche dalla Premier, potrebbe avere un'offerta anche da noi, e il giro degli attaccanti diventa interessante. Sappiamo che il Como per esempio è interessato a Morata, sappiamo che Morata ha un accordo col Galatasaray che lo deve mantenere fino a gennaio, il Galatasaray lo libera se fa l'attaccante in questo momento, quindi vedete come poi tutte le cose si incastrano. Nel momento in cui il Napoli cede, Osimhen può fiondarsi su Nunez o su altri, e vedete come poi girano tutti gli attaccanti, quindi dobbiamo avere ancora un po' di pazienza. In chiusura avevo letto anche di un Rui Patricio offerto al Napoli, e io urlo con tutti i miei polmoni: assolutamente no, che Dio ce ne scansi e liberi di Rui Pasticcio, come lo chiamano in tanti. Lo ritengo un portiere che veramente non si deve mai avvicinare al golfo, assolutamente, perché lo ritengo scarso, e qua mi prendo tutte le responsabilità di un giudizio forte sui giocatori. Lo sapete, sono sempre molto equilibrato, questo può migliorare qua, questo potrebbe essere utile sotto questo punto di vista. Rui Pasticcio no, non ne voglio proprio sentire parlare, quindi spero sia... O può essere pure vera, spero sia falsa, ma può essere pure vera che l'hanno offerto al Napoli, perché il Napoli un portiere lo deve fare, ma spero che il Napoli non ci pensi assolutamente, perché mi tengo 1000 volte Contini secondo portiere, e poi mi prendo un giovane, mi riprendo Turi, o mi prendo un giovanissimo per fargli fare il terzo. Su Rui Pasticcio vado in grossa difficoltà. E questo è quanto. Fatemi sapere se siete fiduciosi su Osimhen al Galatasaray. Io penso dobbiamo aspettare un pochino, ma mi sembra che tutti ne stiano parlando con insistenza, quindi è la cosa più plausibile al momento. Io, lungi da me dare dei consigli, insomma, al Napoli, che saprà come fare, però se te ne hanno offerti 60, lo so, ne mancano 15, vatteli a prendere. Ho una paura incredibile che poi ce lo portiamo dietro questa storia così. 60 io accetterei, 55 troppo, forse, lo so, anche a livello di principio, per dimostrare di essere forte sul mercato, lo capisco. Gli altri tirano sempre il prezzo con noi, Ndoye, te ne voglio 40, 45. È normale che tu, se te ne chiedono 40 per Lucca, è normale che tu non accetti 55 per Osimhen, però se arrivano a 60, 62, 61 più bonus, io accetterei. Poi il resto delle notizie possono anche uscire per metterci un po' di fretta, come quella di Kean, vedi, ti fa venire quella paura di Olog, hanno cambiato obiettivi, si sono scocciati, cambiano obiettivo, vanno su Kean e noi rimaniamo con Osimhen in mano e dobbiamo poi cercare di spingerlo al Liverpool in una fantasiosa trattativa con Darwin. Non lo so se se lo vogliono accollare, quindi dai, è il momento di chiudere, dobbiamo portare un po' di pazienza, ma ce la faremo. E poi aggiungo il discorso su Ndoye. Quando leggo che se il Napoli non fa Ndoye ritorna sull'idea Nusa, una cosa molto molto entusiasmante sotto il mio punto di vista, giovane, non ti occupa liste, così, io credo che come caratteristiche però siamo lontani, quindi non credo che il Napoli voglia fare o pensi di fare anche Nusa nel momento in cui hai fatto Lang e nel momento in cui hai Neres, perché sono tre giocatori dalle caratteristiche insomma molto molto offensive. Nusa l'abbiamo analizzato, c'è l'analisi sul canale che un po' di fase difensiva la fa, quindi non è uno che si disinteressa, però lo vedo un po' troppo offensivo rispetto a un Ndoye che ti garantisce tutta la fase, eccetera eccetera. Quindi stiamo lì in campana e ci aggiorniamo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, un abbraccio e un bacio, e iscrivetevi, like finali se vi capita, e iscrivetevi al canale Telegram che trovate in descrizione, così non vi perdete le live improvvise.